Anche il Palasport Taliercio completamente allagato sia nella parte esterna che in quella interna, con gli uomini della protezione civile al lavoro per ore. Solo poche ore prima era stata presentata la nuova stagione della squadra maschile dell'Umana Reyer e nei prossimi giorni toccherebbe a quella femminile, ma ora bisogna fare i conti con i danni provocati dall'acqua che fortunatamente non ha raggiunto il campo. Il Taliercio purtroppo è un po' scavato, per cui è un po' interrato e giustamente tutto l'anello, per cui uffici, palestra, area VIP, negozio, è andato tutto sott'acqua, insomma, con danni ingenti e adesso i prossimi giorni saranno giorni in cui faremo insomma, la conta dei danni e poi si provvederà al ripristino e al contatto di tutti i fornitori. Purtroppo i danni sono tanti e più che altro non abbiamo, cioè, siamo ancora senza corrente elettrica, per cui dentro è ancora buio, non si riesce a fare un conto e vedere veramente com'è la situazione. Speriamo insomma, in serata di riuscire a ripristinare questo guasto elettrico, perché la cabina elettrica, tutto è finito sott'acqua e anche Enel sta lavorando insomma, per ripristinare e speriamo insomma, di poter i prossimi giorni mettere tutti in condizione di poter lavorare. Insomma, è il caso di dire duri i banchi. Duri banchi, sì, questo motto sì, è il nostro motto, per cui sicuramente non ci facciamo spaventare, nei prossimi giorni lavoreremo sodo più di prima e siamo sicuri insomma, di poter ripartire alla grande come sempre.